Allora, si già tiene a Pozzenie Fitar, che viene il capogruppo degli Alpins, per sapere un po' comunque la situazione, no? Fra qualche settimana la donata con tante sfilate a Udin, 4 dis che si vivrà in un certo senso, tutte che riguardano non solo le penny nere, ma anche le penny blanche, come vendi te. Insomma, a Pozzenie come si sta vivendo questa atmosfera? Allora, a Pozzenie io sto tenendo duccio sul Pivalà, perché nessuno sa che voglio di fare veramente. Dico però che ci sarà un buon successo, perché mi sta arrivando un pullman da Cossombrato Asti, dove siamo stati alla Giornata Nazionale degli Alpini di Asti, ho fatto un gemellaggio con loro, poi mi arriveranno altri amici da Padova e da Cuneo. Invece allestito anche, facendo anche voi qualche camp per l'accoglienza? Sì, allora abbiamo l'appoggio dell'amministrazione comunale che ci mette a disposizione sia al parco festeggiamento, dove faremo un concerto una sera con una banda della zona, e con invece il complesso di Asti che invece è un coro, quindi faremo una serata venerdì sera o giovedì, vediamo in base a quando arrivano. E oltre agli Alpins di Pozzenie e Torse, avete coinvolto anche i vostri colleghi di altri paesi, Cadogna? Allora, io ho un brutto di fiat, che io con voi, che anche sono sicuro c'è che dis di fa, perché per me non vale la pena di arrivi e dopo non arrivi, no? Dopo quasi sempre brutte figure. A me mi piace fare le robe che anche sono sicuro al 101%, no? Al 99%. Ecco, la particolarità di queste sfilate, di queste anni, è proprio che vengono coinvolti tutto il territorio, no? Perché non sarà dove Udin chiaramente sarà il momento particolare, però tutto il Friuli e la provincia di Udin insomma è stata coinvolta, e anche la provincia di Gorizia, e anche chi di Pordenone. Sì, difatti noi siamo anche gemellaggio con un gruppo alpini di Gorizia, perché il nostro capogruppo, anzi il nostro primo fondatore del gruppo alpini di Pozzenia era il dottor medico del paese, il dottor Venuti, che poi ha anche andato via da Pozzenia nel suo paese e ha fatto un altro gruppo, quindi abbiamo anche il gemellaggio con loro di Gorizia. Mi sembra che le cose stiano andando bene, siamo in collegamento e faremo anche qualcosa con loro. Allora, l'alternativa è a tutti che si stanno chialando dall'11 al 14 di maggio, se non vai a Udin potresti fare una deviazione a Pozzenie, perché comunque si continuerà a vivere e disegnare e usare se che è l'atmosfera degli Alpins, no? Va bene, quella si vedrà. Io ancora aspetto a mettere fuori le bandiere e le altre cose, perché se sa mai che tempo che viene che rovini tutto, dopo ci troviamo in braghi di tele. Io metterò fuori tutto su ogni casa, su tutti gli incroci, su tutti i pali, la bandiera e tutto il resto, quindi possono stare tranquilli. Auguri. Grazie.